Carmine, sono Michele con le telecamere di Fuori Onda. Ti aspetto. Buongiorno ragazzi. Buongiorno Carmine. Siamo pronti, allora si va? Certo, andiamo. Ok, via. Ho fatto tardi, Miki? Come al solito. Passeremo una giornata insieme, spero che poi sarà gradevole, ragazzi. Quindi benvenuti con me. Morire ancora per questo amore, tu va bene, tu fa sai male, tu non riesci a capire quando si perdono innamorate, le notti si passano sciutate. Morire ancora per questo amore, per colpa sua non ti sbatto. Andiamo? Non puoi soffrire così. Prossima tappa, palestra. Premetto che ho iniziato da poco, questa è la quarta seduta che faccio in palestra, quindi ci sono tanti amici, ma giusto per tenerci un po' in forma, per magari attivare un po' la circolazione, dai. La mia palestra è la Living, sito in Castellammare di Stabia, Nunziatella. No, qui non si entra. Vorrei spiegare a tutte le persone che ci seguono, ovviamente tutti i miei fan, cosa è Fuori Onda. Fuori Onda è la vita di un artista dietro le quinte. Di solito si conosce soltanto quando l'artista canta o magari attraverso i dischi. Fuori Onda racconta la vita reale. Ora ci troviamo in palestra dove io vengo ad allenarmi anche se da poco tempo. Spero che vi piaccia la mia giornata, quindi passerete un pomeriggio con me. Fuori Onda ha scelto questa volta lì. Un abbraccio a tutti e buon proseguimento. Per questo amore, colpa sua non ti sbatto cuore, non puoi soffrire così. E beh, anche questa è fatta. Siamo stati dal mio parrucchiere personale Antonio e Raffaele, l'equipe People Parrucchieri. Ho incontrato anche il mio tatuatore Savio. Ci siamo tatuati per le telecamere di Fuori Onda. C'è il grande amico mio anche Raffaele qui, personal stylist ovviamente anche lui, dell'equipe People Parrucchieri. Ragazzi, stiamo tornando tutti. Proseguiamo la giornata, adesso andremo a pranzo con la mia famiglia, vi presenterò anche la mia famiglia, così andremo da un grande amico mio, un agriturismo bellissimo, si chiama Il Vigneto, si trova a Gragnano, dall'amico mio Tonino, e saremo anche lì a pranzo insieme, sempre con le telecamere di Fuori Onda. Eccoci qua. Ci troviamo al Vigneto, dove solitamente passo con la mia famiglia per pranzare, e in questo caso io vi presenterò la mia famiglia, mia moglie con i miei due figli Gioia e Cristiano. Cosa dirvi? Buon pranzo e a dopo. Chi stiva se attacca il cuore, ma l'anima se domanda st'amore che fine fa rimanere così. Non è quello che voglio per me, semplicemente amo te e vivo con questo amore che non c'è, soffrendo lontana te l'invenutata, a te pensa vicina nata. Ok. Ragazzi, prossima fermata, è l'ora di un buon caffè, ragazzi. Chi te volesse insieme a me. Benvenuti alla cartiera, ragazzi. Vi porto al centro commerciale dove c'è un mio grandissimo amico, dove di solito io vengo davvero molto spesso. Dobbiamo soltanto trovare parcheggio.
salutare. Penso un parcheggio L l'abbiamo trovato. Che male fa, perché tutto st'amore rimane qua, aspettando che tu ritornerai presto. Sono un'ombra che gira nei sogni che ti incontra, sono un conflitto che sento, si dormirà. Ed eccoci qua, ci troviamo nel nostro studio 727 dove noi facciamo le prove, registriamo dischi e ci passiamo un bel po' di tempo, io con i miei musicisti, con Michele Di Capo, ovviamente l'artefice di tutto questo. Questa è una parte della nostra vita dove noi ci passiamo veramente il più tempo possibile, organizziamo le nostre serate, cerchiamo nuovi suoni, nuove melodie musicali, giusto per scrivere anche qualcos'altro, buttiamo giù qualcosa. Ovviamente non è solo una sala prove, ma registriamo anche dischi per i nuovi emergenti, per tutti quelli che comunque vogliono iniziare questo proprio sogno di cantante. Questa è parte di me e della mia vita. 727 Studio. Papà dopo ti porta le patatine, ma che torna? Sì, stiamo girando il video. Amore mio! Sì, perché durante l'aeronave che stiamo... Dai, papà viene presto, ti porta le patatine, amore! Questo amore che non c'è, soffrendo lontana te rinvenuta. La sofferenza è mia. Se voce amore lui, l'uomo della vita, tu le mani su, amore sicura, e fluisse capi chi ci sta cagnando in prima seduta, sta contando lo sa che cucina. Eccetera. E lui è l'autore di questo grande programma, Bruno Cirillo, facciamo un applauso forte, quindi siete tutti ripresi. È un regalo che facciamo anche a tutti quanti voi e ovviamente al bellissimo locale 5 Stelle, un applauso forte per i 5 Stelle, dai! Sì. Morire ancora per questo amore, perché quasi non mi sguardo il cuore, non puoi soffrire così. Ci si carude in te parole e si va dal mondo ancora. Semplice e viva con questo amore che non c'è, soffrendo la tua pensa vicina a te, segretamente amo te e pianto il duplice insieme a me. Tu stai qua, già pronta per andare via e ritornare a casa sua. È stato benissimo essere qui con voi, grazie a tutti. Stai qua, già pronta per andare via e ritornare a casa sua. Buonasera a tutti, ciao! Ok, finalmente siamo alla fine, un po' stanchi, ma ci troviamo qui a Villa Caracciolo da un grande amico mio Sabatino per parlare un po' del più e del meno
della serata, di come è andata con la mia band, con tutta la mia equipe, ovviamente con voi di Fuori Onda e tutti quelli che ci guardano da casa. Abbiamo una gran fame, quindi è inutile dirvi, per noi è tardi ma ceniamo adesso. Buon appetito a tutti. Paccheri con porcini e zucca e pancetta, inerente alla serata di Halloween. Siamo finalmente alla fine, ovviamente il nostro caro amico Sabatino ci ha accolto alla grande in questa meravigliosa struttura che è Villa Caracciolo, quindi ragazzi possiamo fare che guardare per il nuovo format che è Fuori Onda a Villa Caracciolo, viva la musica ragazzi, sempre! Semplicemente carne di Tommaso! Grande!